Centinaia di maschere provenienti da ogni angolo della terra, in gran parte dall'Africa, ma anche dall'Estremo Oriente e da diversi paesi europei. È l'esposizione di Samugeo, che contiene ovviamente anche numerose maschere sarde. La maschera esclusivamente facciale in Sardegna ha un altro nome, fazzola, carazza, bisera, maschera che forse, come diceva Wagner, deriva dall'antico masca latino, ha un significato di figura più inquietante, spettrale, legata in qualche modo al mondo degli spiriti. Nella mostra possiamo vedere le maschere che provengono da tutti i continenti della Terra, partendo dalle alcune maschere europee, con una particolare attenzione verso le maschere principali del Carnevale di Sardegna e maschere che provengono dall'Asia, dalle Americhe e dall'Africa. La parte africana è la parte più consistente, visto che le popolazioni continuano anche fino ai giorni nostri a utilizzare queste maschere per i loro riti di iniziazione. Una mostra che supera l'occasione obbligata del carnevale, perché consente di comprendere il mondo misterioso, rituale, magico e teatrale delle maschere, così diverse e allo stesso tempo così simili. La cultura sarda è molto conservativa e ne ha mantenuto molte, ma non sono maschere esclusive della cultura sarda, perché maschere molto simili, per esempio ai Mamuzzones di Samugeo, ci sono in tutta Europa, a partire dalla Bulgaria, Romania, fino al Portogallo, Spagna, passando per la Grecia, la Germania, l'Austria. Un passaggio importante per Samugeo, che ha riscoperto un tassello del proprio passato con la maschera dei Mamuzzones. La maschera dei Mamuzzones, contrariamente a quanto molti studiosi ci vogliono attribuire, rappresenta solamente l'evocazione della natura stessa, dove la natura dopo un lungo inverno si vuole risvegliare con prepotenza. Noi lo facciamo con un rito propiziatorio, dove Surzu, la maschera centrale del nostro rito, viene sacrificata. Il suo sangue serve proprio a essere versato sul terreno per far germogliare nuovamente tutta la natura. I Mamuzzones rappresentano una chance anche in termini di turismo. È una di quelle poche occasioni che abbiamo per far conoscere il nostro territorio. Oltre che la mostra dell'artigianato e la Sagra del Pane, questa forse è una delle principali in cui davvero riusciamo a far vedere che cosa siamo in grado di offrire. Nella piazza antistante la nostra chiesa principale di San Sebastiano, lì dove ogni anno, sicuramente nei tempi addietro, questo rito si perpetuava. Ancora oggi, il 16 di gennaio, per Sant'Antonio, in occasione quando viene acceso il falò, le nostre maschere escono proprio all'imbrunire e lì viene sacrificato il nostro urso. Così una maschera come questa è presente in quasi tutte le altre culture, ma non solo sarde, anche europee, addirittura asiatiche e nel continente africano. Abbiamo trovato corrispondenze alla nostra maschera anche in graffiti che sono stati scoperti nel territorio di Macomer, graffiti sicuramente del Paleolitico. È una cultura che viene da lontano, non di certo solo samughese, ma una cultura comune a tutti i sardi nel Mediterraneo. Il viaggio fra le maschere del mondo al museo Muraz parte dalla Sardegna, tocca l'Asia, ma ruota attorno alla miniera più grande, che è rappresentata dall'Africa. Nell'Africa cosiddetta nera, nell'Africa centrale, dalla Costa d'Avorio andando verso est, ci sono 152 etnie e ognuna di queste etnie ha le sue maschere particolari. Per ogni
è quasi impossibile descrivere quante sono e come vengono usate, perché sono diverse, perché sono anche diverse le loro funzioni.